Oggi siamo a Lumini, vicino a San Zeno di Montagna, tra San Zeno di Montagna e Caprino Veronese. Siamo venuti in villeggiatura perché Carlo Sartori in villeggiatura ci ha portato le sue amiche, che sono queste che vediamo al pascolo. Magari andiamo a vederle nel loro habitat estivo. Vacche di razza garronese. Ma qual è la storia di queste vacche, Carlo? Beh, vabbè, la storia è un po' particolare. Diciamo che noi abbiamo conosciuto questa genetica da carne un po' per caso, grazie a un fornitore, e lì abbiamo capito che questa poteva essere la carne perfetta per la nostra azienda. E allora, vabbè, abbiamo deciso anche poi conseguentemente di iniziare ad allevarle. E dove se non qui ai Lumini? Anche perché loro come origine sono sì francesi, quindi zona dei Pirenei, e le caratteristiche di quei pascoli sono molto simili alle nostre. Ma allora questa non è una razza italiana, o forse non ancora? Bravissimo, per ora non è una razza italiana, questa è una genetica 100% francese, ma stiamo lavorando per registrarla all'albo e ottenere così poi una razza italiana al 100%. Carlo appartiene a una famiglia che di carne se ne intende. Perché? Perché da più generazioni si occupa di questo argomento e hanno fatto una scelta importante: continuare ad allevare anche all'aperto, quando ovviamente questo è possibile, e soprattutto garantire il benessere animale. Ma perché avete puntato proprio a questa specifica razza? Beh, diciamo che intanto la carne, il prodotto che si ottiene, cioè una carne da una fibra sottilissima, quindi sempre estremamente tenera, magra, come ci richiedono i consumatori oggi, e soprattutto estremamente elegante, quindi con una sapidità che non va mai a disturbare. Quello che vedete qui, queste vacche lasciate fuori al pascolo a rotazione, perché qui ci sono diversi prati, è una tappa, è il segno di un'evoluzione che ha contraddistinto tutto il cammino della sua famiglia, e questo ci tengo a valorizzarlo perché c'è una maturazione che deve avvenire anche chi fa questo mestiere, anche gli imprenditori di questo settore. Voi a un certo punto avete detto basta con le stalle, basta, adesso puntiamo anche all'allevamento all'aperto, che credetemi è molto più impegnativo. Perché questa scelta? Ma sì, diciamo che ci sembrava giusto anche per gli animali dargli la possibilità di procedere col loro iter di vita classico, ovvero arrivare, o meglio nascere all'aperto in mandria con una fecondazione 100% naturale, seguendo i loro ritmi naturalissimi. Quindi c'è il toro in mezzo a... Ce ne sono più di due, ovvero 3, anche se 2 adesso sono in stalla, certo. Ne abbiamo tenuto fuori solo uno, e loro quindi naturalmente procedono secondo i loro ritmi alla riproduzione. I vitelli nascono all'aperto nel periodo estivo e in stalla, che comunque dentro la stalla sono sempre libere, non sono mai ovviamente a catena e non sono mai neanche a box, perché la stalla è completamente aperta e a loro disposizione. E questo appunto si è deciso di fare così per mantenere quanto più possibile la naturalità del loro ciclo di vita. Quindi rimangono qua con noi allo stato brado fino ai 200-250 kg, poi vengono reinstallate in ampio box per la fase di ingrasso o finissage. Certo. È un ritorno, volendo, perché questo è un territorio veramente bellissimo, semi-integro ancora, perché basta guardarsi intorno. Questa è una restituzione al territorio di un mestiere antico? Assolutamente sì. Teniamo conto che l'industrializzazione anche della zootecnia, quindi col discorso dell'allevamento intensivo, ha portato via risorse alla montagna, e noi abbiamo voluto riportarle qui, anche perché il nostro territorio è perfetto per l'allevamento, sia per le vacche da latte, con la produzione dei nostri formaggi veronesi e i formaggi di Malga, ma anche per la produzione e l'allevamento di animali da carne. Si è sempre fatto, è sempre stata un'economia secondaria, però c'è sempre stata, e noi vogliamo riportarla sul Monte Baldo. Nonostante i costi diversi. I costi sono totalmente diversi, sono molto più alti, ma noi riusciamo anche, con la qualità che ci dà questo meraviglioso animale, ad avere un plus anche sul prezzo al consumatore. Noi, è vero, il consumatore lo facciamo spendere un pochino di più, ma paga questo, che direi che è fantastico. Quanti anni hai, Carlo? 33. Cos'è che ti ha spinto a dire prendo in mano anch'io le redini del lavoro di famiglia? Non lo so, forse ce l'abbiamo nel sangue. Io sono la terza generazione
diciamo allevatori e produttori di carne. Ha cominciato mio nonno, che a 14 anni andava in Malga a Valvacara con le vacche da latte. Lui poi è andato a Cervinia, ha imparato a fare il macellaio, ha fondato la sua macelleria nel 55 a Brenzone. Da lì siamo partiti un po' per gioco, poi siamo cresciuti, siamo stati bravi, siamo andati avanti con l'azienda, mio padre, adesso io e mia cugina, e via, insomma, vedremo dove si andrà, ma noi andiamo avanti. Voi potete seguirlo anche su Instagram, perché vi dà di quelle ricette fatte in maniera accattivante, semplice, insomma vi fa venire l'acquolina, quando vi ha fatto venire fame, lo sapete. Bentornati amici carnivori alla seconda stagione di Carlo alla Brace, e nell'episodio di oggi cucineremo l'animella. Ciao a tutti amici e benvenuti a un nuovo episodio di Carlo alla Brace. Oggi sulla griglia ci mettiamo il flank steak. Ciao amici e bentornati a un nuovo episodio di Carlo alla Brace 2.0. Ciao a tutti e bentornati a Carlo alla Brace. In questo episodio vi presento l'asado. La decisione di fare questi video è stata proprio per avvicinarci a quel pubblico che finora è stato lontano dal mondo della carne. Quindi i giovani, quelli che un po' la vedevano con quella distanza, con quella paura, anche le famiglie. Ormai insomma tutti hanno il cellulare, tutti guardano i video, i social, quindi perché non avvicinarci a questo mondo? Senti Carlo, tutto questo vostro impegno, perché valorizzare un prodotto così particolare come la garronese richiede un impegno ben preciso. È apprezzato questo sforzo dalla gente? Beh, sicuramente sì, al di là dei numeri che sono sempre in lenta ma continua crescita, è il feedback che ci dà il cliente che a noi dà il massimo della soddisfazione. Il prodotto piace, il prodotto fa bene, indistintamente anche dall'età di chi mangia questo prodotto, perché noi andiamo dal bambino all'anziano, perché è tenera, elegante, leggera. Come dicevo nel campo, costerà un pochino di più, però chi la mangia poi è soddisfatto e sono convinto, sia contento di averci dato quel pochino di più. Oggi abbiamo chiesto a Stefano Lorenzi, lo chef della Taverna Cus, di prepararci due cose per farci capire nel miglior modo possibile qual è la qualità di questo tipo di carne. E ci ha preparato queste cosette belle, la tartare, io non l'ho mai vista fare in questo modo. Sono sincero, non l'ho mai vista nemmeno io, però ne ho imparata un'altra anche oggi ed ha perfettamente ragione. Praticamente Stefano Lorenzi non la taglia in battuta come si vede nei video, anche fatta dai macellai, ma diciamo va per trascinamento, esatto. Questo fa sì che però le parti tendinose, più nervose, restano ferme mentre si stacca completamente la carne, rimanendo così più morbida, veramente buona. Chiaro, i tempi sono più lunghi per realizzare una tartare, però se si vuole fare un prodotto di altissima qualità, anche questa tecnica è interessantissima. Ma pensa a te. E invece tu hai una cosa classica, la tagliata. Un classico che non muore mai. La tagliata. Qui abbiamo una tagliata fatta di scamone e cotta medio al sangue, che dire, non c'è niente da dire, c'è solo da mangiare. Allora fermo, dai, andiamo. Grazie Carlo, grazie davvero, grazie allo staff di Taverna Cus. Ragazzi, alla prossima cantierata. Avanti, buon appetito. Ciao.